Qui Parlamento. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Ancora il buon pomeriggio da Sammy Varin, siamo tornati in diretta alle 15:33 minuti primi, solo mezz'ora ma fitta di notizie, perché questa è la rassegna stampa al femminile, quella commentata come ogni lunedì dalla deputata della Lega Laura Ravetto. Ciao Sammy! Ciao a tutti, bentornati. Spero di essere in testi, soprattutto perché non sei comprensibile. Dici subito dove ti trovi, ma dove ti trovi cerca di spostarti perché non arriva il tuo telefonino. Prova un po'. mi trovo in ufficio, perché noi alle 10 iniziamo a votare e qua purtroppo le pezze antiche della Camera sono tutti, quindi vi sentite? Guarda, vai e vieni, però proviamo. Sì, Vedi, la capitale è la wifi. Spero di venire più che andare. Ti dicevo, oggi noi votiamo, tra qualche ora votiamo in aula e per cui devo stare qui, e tra l'altro questa è una settimana molto intensa per le pari opportunità, perché domani alle 11 c'è in audizione alla prima commissione il ministro Roccella per le pari opportunità e naturalmente dovrò intervenire io, e mercoledì il question time che viene dedicato ai ministri ci sarà di nuovo il ministro delle pari opportunità, tant'è che ho già preparato un quesito da sottoporre all'aula. E questo ci piace, ti seguiremo assolutamente. Stai lì Grazie. ferma dove sei perché ora ti sentiamo bene. Intanto apriamo anche le linee, che ci ascolta in diretta. Potete entrare con Laura Ravetto allo 029294 7222 oppure tramite WhatsApp al 346 642 7756. La prima notizia da commentare non riguarda le pari opportunità, ma riguarda il Friuli Venezia Giulia. Da mezz'ora si sono chiusi i seggi, si parla di exit poll naturalmente, ma gli exit poll fanno ben sperare, e come. Il sito del Corriere della Sera scrive: exploit del governatore Fedriga, 61-65%, centrosinistra al 28-32%, l'affluenza non crolla. C'era timore di un crollo dell'affluenza e lo abbiamo visto purtroppo negli scorsi mesi in altre elezioni. Non è stato così in Friuli, non ci sono altri dati per il momento, però diciamo che fa ben sperare. Laura. Sì, facciamo naturalmente fino all'ultimo, noi ci teniamo, cerchiamo di mantenere dei toni tranquilli, però obiettivamente questa sarebbe una doppia vittoria di Fedriga, perché come hai detto tu, quando c'è solo il tema di dimostrare di aver governato bene, essere premiato dai cittadini perché confermano il buon governo della Lega e del suo governatore, ma anche di essere stato talmente incisivo da aver evitato quello che poi è il vero dramma di tutta la politica, che è appunto quello dell'astensione, che l'astensione è sempre un messaggio ai politici: noi ci sentiamo distanti. Quindi laddove questo doppio dato venisse confermato, doppio complimento al Presidente di Regione. E torneremo naturalmente nelle prossime ore sull'argomento. Immediatamente un'altra notizia appena pubblicata, e certamente non posso far finta di niente, mi perdonerai Laura Ravetto. Certo. Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Lo abbiamo visto, lo abbiamo rivisto, lo continuiamo ancora a vedere nella nostra fantasia. Dove sta la notizia? Non l'ho capito, Semi, dov'è la notizia? E adesso te la dico la notizia. Il bacio, devo fare un po' di suspense, no? Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez. Poi c'è stato anche altre cose, no? Ma io adesso vi sto parlando solo del bacio tra due uomini. Non fu atto osceno. Il GIP ha archiviato perché non era in fascia protetta. Ok, vabbè. Sì, va bene, ma il tema qua, adesso io lo sai, sono un iperliberale. Ecco. Io non è che voglia dire che ci sia qualcosa di osceno del bacio tra due uomini, non è lì l'oscenità.
secondo me l'oscenità e la strumentalizzazione per di più in maniera diciamo esagerata e plateale per provocare a tutti i costi, secondo me gli artisti bravi non hanno bisogno di provocare. Considerato che il Festival di Sanremo è un festival, è un po' come si dice, sai, il deputato, no? Il deputato è eletto da tante persone, ognuna con idee diverse, magari sfumature diverse di idee, vite diverse, deve tenere un comportamento, un'immagine che in qualche modo, giustamente, essendo eletto da tutti quelli che hanno votato naturalmente, ma in generale rappresentando la comunità, qualcosa che non disturbi, non dia fastidio a nessuno, no? Che non significa non essere altrettanto incisivo o altrettanto bravo, però significa avere dei modi. L'artista che va a Sanremo, considerato che Sanremo lo guarda praticamente tutta Italia, secondo me dovrebbe utilizzare lo stesso schema, che attenzione è uno schema non remissivo, ma molto più sfidante, perché è molto più difficile rimanere impresso, vendere dischi e essere diciamo acclamato dalla critica senza provocare. La provocazione è una cosa facile, te lo dice una che insomma non è che non sia provocatrice, ma è più facile, no? Quando vado in televisione provoco, è facile, quando tu in radio provochi, è facile. È molto più difficile far apprezzare una canzone o far apprezzare una teoria senza metterci l'esagerazione, senza metterci la facile provocazione. Io trovo queste forme, guarda, ti posso dire quasi, non so, quasi banali. sono una forma quasi ormai di banalità. Sì. Banali, vedi. Cioè la vera originalità ora è arrivare al cuore delle persone e alla testa delle persone senza mettere in atto le usuali sceneggiate che abbiamo visto e rivisto, no? Ma certo, star lì, due baci tra uomini, far finta di copulare, in fondo è una banalità che sappiamo, facciamo sia tra uomo e tra donna, che tra uomini, che tra donne, magari a volte ci mettiamo anche gli animali. È una banalità. Mi solleciti un quesito, questo è interessante, visto che purtroppo, tu lo sai anche lì, sono un iperliberale, ho votato le unioni civili, tuttavia non sopporto che mi si racconti la favola per cui l'omosessualità diventa il trend e l'eterosessualità è la nicchia, anzi l'eterosessualità è qualcosa di brutto o di sbagliato, perché il quesito mi sorge spontaneo, ma se quella scena l'avesse messa in atto una donna con un uomo, cioè se una cantante fosse salita sul palco e poi si fosse diretta da un uomo seduto nella platea, l'avesse baciato in bocca e poi si fosse seduta sopra di lui imitando un gesto sessuale, qualcuno avrebbe detto che magari era osceno? Mi viene il dubbio che ormai basti proclamarsi, diciamo, di tendenza omosessuale o omogenitoriale perché tutto ti venga perdonato. Guarda, la butto lì, ho trovato incredibile vedere Lily Gruber che intervista la Pascale come se fosse un'ideologa che si è trasformata improvvisamente nell'ideologa più stimata dalla sinistra. Ecco, diciamo, sembra quasi che quando si dichiarano certe posizioni, in qualche modo certi salotti buoni ti accolgono a braccia aperte, indipendentemente magari dal fatto che fino a 2 ore prima ti avessero detto di tutto perché eri la fidanzata di Berlusconi. Signori, qui potete parlare, non siamo nel salotto di Lilli Gruber, chi vuole entrare può chiamare 02 9294 7222 o inviare un WhatsApp al 346 642 7756, proprio come mi ha inviato un WhatsApp Gianfranco, mi ha inviato questa pagina del quotidiano La Stampa che abbiamo visto negli scorsi giorni e che rivela un problemino che ha una certa stampa di sinistra. Ora non si può più neanche scrivere il termine donna per fare felice una certa popolazione di un certo polo di sinistra, perché il quotidiano La Stampa l'altro giorno, cara Ravetto, parlando della giornata dell'endometriosi, scriveva: Sì. si stima che oggi circa 3 milioni di persone assegnate femmine alla nascita siano affette dall'endometriosi e che il ritardo diagnostico sia di quasi 10
anni, da salute. Quindi le donne, voi donne, siete persone assegnate femmine alla nascita. Tra Sappilo. l'altro un tema così delicato, così importante, che è determinante per le donne. L'endometriosi è una piaga che ci dobbiamo impegnare con le risorse che ci sono anche all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, utilizzandole anche per fare prevenzione, utilizzandole per le cure, per l'informazione, venire così buttata dentro la mischia del dibattito sull'assegnazione dei generi mi fa davvero tristezza. Mi aspetto di vedere prossimamente qualche avviso sulla stampa in cui per parlare del bruttissimo male che è il tumore alla prostata, stimino che X persone assegnati maschi alla nascita abbiano l'incidenza di questa malattia. Trovo queste cose ridicole e ti dirò di più, trovo queste cose necessarie a chi ha paura e non è in grado di mantenere le differenze pur garantendo la parità e l'equilibrio per tutti. Cioè è facile, annulla tutto, così fai la finta verità della parità, creando poi le vere disparità. Perché se tu domani inizi con l'assegnazione alla nascita o non la nascita, e questo significa che nel concetto di donna ci saranno non solo le assegnate alla nascita, ma anche chi deciderà dopo 10 anni o 11 anni, 12 anni o 18 anni dalla nascita di sentirsi donne. Tu per esempio tutte le politiche che mettiamo in atto che sono peculiari per le donne, perché spesso un caso di endometriosi sono legate effettivamente alla salute femminile che è tipica rispetto all'organo femminile, e tu domani questo dovrai riconoscerlo anche come assegnate per la nascita. Cioè trovo questo veramente posso dire patetico, ecco. Te lo dico da liberale, non da iper, conservatrice. Dai, prendiamo qualche chiamata 0292 94 7222 per parlare con la deputata della Lega Laura Ravetto. Pronto? Pronto, buongiorno signora Laura. Ciao. Buongiorno. Io volevo porle una domanda, magari un po' ridicola. Cosa ne penserebbero, cosa ne penseranno magari in seguito i musulmani di queste storie? Perché loro penso che non accettino questo tipo di mentalità che sta dilagando. A cosa andremo incontro, secondo lei? È una domanda che mi faccio spesso. Sì, allora guardi, premetto che voglio dire, sono sincera signora, io mi auguro che ci dica che cosa ne pensiamo noi, che siamo cattolici, e indipendentemente dalle religioni, cioè qua è una questione di equità femminile. Onestamente fare appello ad una religione per decidere se una norma sia equa o no non è nel mio convincimento. Io sono una laicista dello Stato, quindi a me onestamente ognuno pratica la religione che ritiene. Per esempio io la religione musulmana magari malinterpretata, però rispetto alla condizione femminile non è che la condivida particolarmente, perché magari potrebbero essere contrari al concetto di assegnazione, però poi sono favorevoli alla poligamia. Quindi onestamente, con tutto il rispetto, indipendentemente dai convincimenti religiosi di ognuno, io rimango dell'idea che lo Stato, che è laico, debba però mantenere equilibrio e saggezza, e soprattutto debba garantire i diritti di tutti, non che ogni tanto ci sono i diritti di alcuni che valgono un po' di più, e quindi i diritti che valgono un po' di più in questo momento storico sembrano essere quelli che combinazione sono o degli omosessuali o degli uomini. Le donne sono marginalizzate. Vi faccio un altro esempio eclatante. Recentemente c'è stato un premio negli Stati Uniti, adesso poi la prossima puntata della nostra trasmissione vi dirò anche esattamente quale, perché non voglio fare gaff, ma era un premio importante riferito a delle categorie di fiction, e praticamente per non offendere secondo loro nessuno hanno fatto le categorie di premi senza distinzioni, e anzi parlando di gender neutral eccetera. Il risultato di tutto questo è stato che non c'è stato neanche un premio, ma probabilmente è meritocrazia, per carità, né a una donna né a una regista né a nessuno. Ora, per carità, sarà una combinazione che volete, però ho sempre un po' la sensazione che tutte queste, alcuni dicono evoluzioni, io potrei dire involuzioni, volte alla neutralità,
di fatto chi fregano davvero sono le donne, cioè chi è fregato da questa situazione? Le donne. E un po' vale anche nel discorso, Sammy, che io credo dovremmo trattare oggi, di cui si è dibattuto nelle ultime 2 settimane, cioè la famosa questione della trascrizione delle coppie omogenitoriali. Cioè, al netto del fatto che mi è piaciuto vedere che ci fosse così tanta disinformazione, perché pochi conoscono queste materie, e che quindi qualcuno a sinistra abbia avuto il coraggio di dire che laddove non c'è trascrizione di entrambi i genitori omogenitoriali ci sarebbe una lesione dei diritti dei bambini, perché grazie a Dio nel nostro paese i diritti dei bambini sono sempre comunque tutelati, perché naturalmente ci sarà sempre il riconoscimento del bambino all'anagrafe, sempre il legame con uno dei genitori biologici, sempre la possibilità di essere curato, andare a scuola, e ci mancherebbe altro. Semplicemente si diceva: guardate che se 2 uomini pretenderanno di essere trascritti come entrambi i genitori di un bambino in Italia, ciò non sarà possibile, perché dietro 2 uomini e un bambino c'è necessariamente l'utero in affitto o la gestazione per altri, la maternità surrogata, chiamatela come volete, ma rimane che nel nostro paese, e io dico anche grazie a Dio, è vietata, perché è sfruttamento del corpo femminile. Cioè anche qui parliamo dei diritti delle coppie omogenitoriali, in questo caso 2 maschi, perché poi sono i 2 maschi che, piaccia o non piaccia, presuppongono l'utero in affitto, e penalizziamo le donne. Cioè, ma come? Utilizziamo lo sfruttamento della donna per un riconoscimento di altri diritti di altri. Non so se tu concordi. Intanto c'è una chiamata in attesa e poi naturalmente su questo argomento potremmo andare avanti per ore e ore, e soprattutto perché stiamo parlando poi di una piccola parte del problema, perché gran parte delle persone che utilizzano l'utero in affitto sono eterosessuali, ma siamo ancora qui ad aspettare che si facciano avanti, perché si sono fatti avanti soltanto gay e lesbiche, ma nello stesso tempo hanno fatto una cosa vietata nel nostro bel paese, per cui siamo qui a fare la sinistra vuole che il centrodestra faccia un favore alla sinistra facendo, che so, saldo e stralcio? Facciamo saldo e stralcio? Hanno sbagliato, li dobbiamo perdonare, facciamo saldo e stralcio con dei bambini di mezzo. Prendiamo la telefonata e poi rispondiamo. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, un secondo che sono in macchina, mi fa un po' di eco, mi spengo la radio. Vai, ti sentiamo. Allora, salve e buonasera a tutti. Ascolti, io allora forse vado un po' fuori tema, anche se comunque parlo di sanità, e mi riferisco al payback sui dispositivi medici, di cui io vi sento sempre, però non ne avete mai parlato finora. Pronto? Sì, ti sentiamo. Allora, come voi sapete, è stato pubblicato in Gazzetta un provvedimento con il quale lo Stato ha trovato 1,1 miliardi di euro, no? per coprire un buco di 200, che è stato trasferito su tutti i fornitori di dispositivi medici. E quindi lo scenario è questo a oggi. Quasi la totalità delle piccole e medie imprese vanno incontro al fallimento per mezzo di un decreto legge. Quindi oggi è un problema enorme questo. Noi quindi abbiamo fatto ricorsi al TAR, ci siamo attivati in tutti i modi, ma ormai ci hanno portato alla disperazione. Purtroppo non c'è stata un'interlocuzione di livello con la politica, non ci sono stati tavoli tecnici degni di essere chiamati con questo nome, e per un motivo folle ci ritroveremo entro breve con una posta negativa enorme, perché qui si parla di richieste che sono folli, quindi impossibili per nessuna delle piccole e medie imprese. Io volevo un'opinione da parte vostra, e visto che io sono da una vita elettore comunque della destra, non del centro-destra, parlo di destra, sono rimasto sorpreso dal silenzio della Lega e anche dalla farraginosa informazione che è uscita sia dai media. Adesso finora se ne è occupato le Iene, e uscirà Report stasera
alle 9:20 ci sarà proprio un servizio sul payback. Volevo una vostra opinione e condividere questo insulto alla piccola e media impresa italiana con tutti i vostri ascoltatori. Grazie. Grazie a te. Ricordiamo che cos'è il payback sui dispositivi medici. Ai fornitori di dispositivi medici viene chiesto di rimborsare il 50% del superamento degli scostamenti dal tetto di spesa regionale stabilito a inizio anno, oggi stabilito nella misura del 4,4% del Fondo Sanitario Nazionale. È un argomento che la mattina viene portato avanti da mesi dal nostro Giulio Cainarca in rassegna stampa, perché proprio si basa su ciò che pochi quotidiani effettivamente portano avanti su questo fronte. Invitiamo il nostro ascoltatore a sintonizzarsi alle 7:30 su questa frequenza, perché tutto ciò che viene scritto, quel poco che viene scritto, ora Confindustria chiede che la Commissione europea apra una procedura di infrazione contro l'Italia sulla questione, quel poco che si scrive noi ne parliamo. Laura, volevi aggiungere qualcosa? Sì, allora io infatti ringrazio di questa domanda e questa sollecitazione. Purtroppo non è questa la sede, nel senso che non è la sede perché ne parlate alle 7:30 non adesso, ma perché io, come tutti sanno, faccio questo chat sulle pari opportunità, ma non perché mi diletti a parlare delle pari opportunità, perché è la mia prima competenza, come lo è essere in Commissione Affari Costituzionali, in cui mi occupo quindi di tutto ciò che riguarda il nostro Paese, riguarda la costituzionalità delle leggi, la situazione diciamo del Ministero degli Interni, l'immigrazione, le questioni relative alle leggi elettorali. Non sono in Commissione Affari Sociali, non mi occupo di farma, non mi occupo di queste questioni e quindi so esattamente cos'è il payback, ma non conosco assolutamente la pratica, né mi sognerei mai di affrontarla, perché non mi piacciono i deputati che fanno i tuttologi, danno delle opinioni, ognuno ha le sue competenze e quindi lascia esprimersi sulle competenze chi segue i provvedimenti. E allora ti faccio esprimere su questo, ferma lì, ti faccio esprimere su questo. Ravetto, le borseggiatrici incinte, mi scrive Gianmarco. Sì, subito su questo hai ragione, però per dire all'ascoltatore che non è che però faccio cadere la cosa così. No. La Lega non mi pare che si sia disinteressata della cosa, anzi mi pare che ci siano stati tavoli, soprattutto sollecitazioni anche dei presidenti di regione e quindi anche ovviamente di quelli leghisti, per cui mi sembra che ci sia un'assoluta interlocuzione col governo. Come si concluderà o come si è conclusa, ripeto, non lo so, ma sarà mia cura girare questo quesito e questa sollecitazione anche ai colleghi della Lega in affari sociali. Faccio però presente che purtroppo la Lega non ha né il ministro né il sottosegretario alla salute, quindi io sicuramente mi rivolgerò ai colleghi della Lega, però avessi avuto diciamo anche un interlocutore diretto di governo, era solo per dire all'ascoltatore che mi starei diretta anche a chiedere direttamente, invece se non sbaglio oltre al ministro c'è il sottosegretario di Fratelli d'Italia, ma comunque sarà mia cura prendere informazioni sulle sì, perché qua ci chiedono, oggi abbiamo ospitato Mattia Pezzoni, che è uno dei ragazzi che si è dilettato a fare il filmetto alle borseggiatrici della metropolitana e nelle scorse settimane la domandona è questa, c'eravamo quasi riusciti, le mandiamo in galera le borseggiatrici incinte oppure no? E qui c'è un problema, Laura, perché mandiamo in galera loro e il bambino. Certo, c'è un problema che conosciamo da tempo, Mattia io lo conosco da tanti anni, qualche volta sono andata anche giù con lui in metro a vedere questa situazione. Allora qua bisogna distinguere, prima di tutto la sinistra non perde mai occasione per stare dalla parte sbagliata, cioè, e questo mi riferisco soprattutto a chi denuncia queste signore, a chi anche ha fatto dei filmati, cioè la sinistra ha iniziato a difenderli, a invocare la privacy. Ora io questo lo trovo perlomeno ridicolo, tu sai che negli Stati Uniti addirittura per certi crimini mettono le foto in metropolitana, perché magari proprio perché non sono crimini facili da perseguire, perché poi magari li metti dentro, escono subito, non ci sono le modalità, tu metti le facce in modo che i soggetti che si trovano sulla metropolitana sanno con chi hanno a che fare, si spostano. Invece da noi, se qualcuno prova a fare un servizio diciamo alla cittadinanza, iniziano a dire che ci sono problemi di privacy e quant'altro, ma va bene. Al netto di questo, io guarda, come puoi immaginare, non
posso essere una persona, ma credo non sia nessuno, che sarebbe contenta di vedere dei bambini che crescono in un carcere, siamo d'accordo? Ed è di tutta evidenza che neanche il centrodestra ha mai proposto che delle donne incinte con bambini piccoli crescessero i loro bambini in carcere. Premesso che queste donne sono loro che mettono i bambini in queste condizioni, perché ricordiamoci, non è che non avrebbero l'alternativa di trovarsi un lavoro e non rubare e quindi a sottoporre a questo rischio i loro figli. Ma al netto di questo, che cosa dice la proposta del centrodestra? La proposta è mettere queste persone in strutture adeguate, che non significhi far stare dei bimbi in carcere, ma in strutture, perché sono di tutta evidenza, l'avete visto le interviste, sono alla 9ª gravidanza, dicevano queste donne. Secondo voi fanno i figli per quale motivo? Fanno i figli per non essere messe in carcere. Poi che di questi bambini, nella migliore delle ipotesi, vengono affidati ad altre, queste donne non se ne occupano, nella peggiore vengono utilizzati per fare l'elemosina. Secondo me il problema è a monte. Il problema, io poi non so se un giorno sarò sindaco, però io andrei in tutti questi campi rom. Ma ti sembra normale che questi bambini non vadano a scuola e siano usati per fare siano sfruttati per fare l'elemosina? Ma io dico, ma giustamente a un genitore italiano, se si ravvisano dei problemi nella gestione dei bambini, interviene l'istituto competente e valutano anche la possibilità di allontanamento del bambino, dell'affidamento dagli istituti. E qua tu le vedi, io le vedo queste donne con i bambini in stazione in giro a chiedere l'elemosina con queste bambine anche per Roma, ma è normale tutto questo? Cioè, io mi preoccuperei molto di più di come vengono cresciuti questi bambini e di come vengono trattati in questi campi, onestamente. Però evidentemente è più facile dire brutti e cattivi volete mettere in carcere i bambini. Nessuno vuole mettere in carcere i bambini, semplicemente non si vuole consentire che delle donne continuino a rimanere incinte per commettere reati, ma soprattutto per mettere a mondo dei figli di cui poi non si occuperanno o peggio che sfrutteranno. È minimo, e direi che c'è da lavorarci, soprattutto perché se io mi metto a chiedere l'elemosina con un bambino me lo sottraggono in 10 minuti e questo non accade. Questo è incomprensibile davvero. Ci fermiamo, io devo ringraziare la deputata della Lega, Laura molto breve oggi, Ravetto. molto breve. Abbiamo però fatto una sveltina radiofonica, come si dice, ma è stato bello ugualmente, Laura. In questo spazio si possono fare anche queste battute. Sì, ci stanno, ma prossimamente recuperiamo, signori, ogni lunedì dalle 15 alle 15:59, come adesso, Laura Ravetto. Grazie Laura, buon lavoro. Grazie, ciao. Avete ascoltato l'altra